che abbiamo presentato. Grazie. Grazie, consigliere Furlanetto, prego. Sì, grazie Presidente. Mi conosco però un film diverso da quello che ne ha sottoposto adesso il consigliere collega Tiozzo, nel senso che quando c'è che viene fuori il discorso dell'offshore, cioè un porto fatto al largo, quando c'è che si viene fuori? Quando che c'era da finire il lavoro del Mose. Cioè, per conseguenza logica, dove c'è che ha da lavorare tutte queste aziende? Finito il Mose, che non c'è più miliardi, fermo il porto offshore, una roba da 3 miliardi, e così per altri 10 anni abbiamo a disposizione quattrini, va bene, che arriva da Roma direttamente, per fare una roba che come il Mose non si saprà se funzionerà. Perché questa è la logica, no? Anzi, in tutto il mondo che ne c'è uno solo porto offshore e sta funzionando male perché ha dovuto fare, ovviamente, per accordarlo con la terraferma, ha dovuto fare una ferrovia, una specie di autostrada, ci vogliono costare un patrimonio enorme e non dà i risultati che aveva sperato. Questo chi è che aveva fatto? Il Giappone, la Cina, che aveva visto ma che oggi noi altri non avevamo, e quindi siamo dovuti pensare a un'opera faraonica che non può avere futuro. Oltretutto, spieghiamoci come mai sta roba qua viene fuori, perché c'è i tighe mobili del Mose che ha fatto la conca di Malamocco a 12 metri invece che farla a 6, 14, 16 o 18, perché si sapeva già che c'era e navi con più pescaggio. E quindi il progetto di spendere miliardi si è completamente sbagliato, anche se l'erone in fare di no qua a testa, perché ma voi altri venite fuori da una cultura, posso dirlo, che in certi casi mi può apprezzare, ma non ovviamente in altri, dove che più si fa opere grandi e meglio c'è. Ma sapete cosa che pensa la gente comune quando si fa opere faraoniche? Più grande che si è, più si mangia, perché questo se più si lavora, ma sicuramente che si ha anche delle situazioni dopo che si crea e che abbiamo l'opportunità di aver visto cosa che succede quando ci sono tanti miliardi che gira, magari dai in concessione a concessionari unici o robe che non ha confronti, perché scusiamo un attimo, ma anche il Mose e dighe mobili, mi c'erano andare in Olanda a vedere, visto che c'erano amministratori mi aveva fatto andare fino in Olanda, e che c'erano delle soluzioni che costava rispetto al Mose niente, che non è vero che aveva un gran impatto ambientale, assolutamente, va bene, e che però si sta scelta l'opera in assoluto più costosa, perché questo si sta fatto. E il porto offshore è un'altra roba uguale, in assoluto è una roba molto più costosa, che è un progetto fatto per ridimensionare a conca di Malamocco, portarla alla profondità dei 14 o 16 metri necessari, eventualmente fare un supporto fuori a San Basilio, che è proprio là di fronte, dove che si spende 500-600 milioni e noi 3 miliardi previsti qua. Oltretutto l'inizio di tutta questa progettazione qua già era per via dei petroli, che il petrolio rimane fuori, quindi se faceva i condotti per andare sia a Porto Marghera che a Mantova, che mi sembra che adesso queste robe qua non funzionano neanche più, perché sia Marghera che Mantova non fa più raffineria, per cui non c'è neanche più quel tipo di necessità di dire salvaguardiamo la laguna dal petrolio. Quindi, su questa mozione 300, nei parti che sono condivisibili, che sono come tutte le cose infrastrutturali che viene descritte nell'ultima pagina, ma l'offshore è una bufala, e chi che sostiene questa roba qua? Io dico anche in malafede secondo me, perché spese da miliardi e miliardi su cose che tecnicamente sappiamo già che ne avrà un risultato, perché che sia rottura del carico, perché costerà di più, perché non ci sarà nessun privato che sia disposto a investire su una roba del genere che non porterà utili. Non è vero che questo avrà sviluppo. Questo è solo un investimento come il Mose, che nel momento in cui si dirà che funziona e non sarà così, perché pensiamo un attimo, il Mose, tutte le prove che si stai fatte tecniche, e si stai fatte sempre con l'acqua calma, pensa se quando invece sarà da alzare paratie, che sarà burrasca,
Questo non si sta a valutare, paratie che oltretutto non si neanche stai fatte in fusione, ma si stai fatte in saldatura. E qua siamo a parlare più o meno delle stesse robe, tutte robe verinistiche, belle sulla carta, grandi progetti, ma che in concreto non ci porteranno niente, se non un sacco di lavoro che non sarà a fine, non si saprà alla fine cosa in effetti ne porterà. Grazie a voi. Grazie, consigliere.